Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì, siamo in diretta come sempre, in primo piano la cronaca, tante davvero le notizie, torneremo a parlare della vicenda di Filippo Turetta che è in carcere da sabato a Verona, martedì vi ricordo l'interrogatorio di garanzia, sentiremo dai nostri colleghi di Padova quali sono le novità, ma parleremo anche dell'omicidio avvenuto sabato notte a Venezia, un omicidio a sangue freddo, un uomo ha sparato con un fucile in un bar nel cuore del centro storico di Venezia, e poi sentiamo insomma tutti i particolari del nostro Filippo Fois che è tornato sul posto. Un uomo è morto, un altro si trova al carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. La città è sotto shock per il delitto efferato che si è consumato sabato notte in una zona peraltro molto trafficata, in un orario in cui ci sono ancora diversi passanti tra Campo San Geremia e il Ponte delle Guglie. Il titolare era lì che puliva, sembrava il macello comunale perché era sangue che veniva fuori da tutte le parti. Col boccio che puliva, lavava per terra, tirava fuori i frigoriferi, lavava per terra. Nelle parole di un testimone oculare che ha preferito rimanere anonimo, la scena agghiacciante che si presentava a chi fosse passato la mattina presto in Salizzada San Geremia, a 2 passi dal Ponte delle Guglie. Poche ore prima, all'interno del bar Halal Food, il corpo di Ben Mallat, 25enne tunisino irregolare in Italia, giaceva a terra raggiunto al volto da un colpo esploso da un fucile a distanza ravvicinata. Erano le 23:30. Tutti attorno qua hanno sentito peso, perché era impossibile non sentirlo. Non sono riuscito a distinguere il colpo di pistola o di arma da fuoco, perché non sono un cacciatore né sono avvezzo a sparare, ma concettualmente ho sentito un botto secco, infatti mi ha detto che era un fucile, infatti il botto era bello forte, cioè era una bella botta. Una sequenza drammatica e agghiacciante, una tragica scena di morte e sangue che ha riportato alla mente un altro delitto, sempre nella stessa zona, più di 30 anni fa, ai tempi della Marà del Brenta. Siamo in uno dei punti maggiormente trafficati della città, sulla strada che porta alla stazione ferroviaria, a quell'ora con poche attività aperte. Accusato di omicidio volontario in quello che appare un brutale regolamento di conti, quasi un'esecuzione, con un fucile a canne mozze calibro 12, privo di matricola, illegalmente detenuto e poi ritrovato in un canale, e un veneziano di 33 anni, Raffaele Marconi, residente con moglie e figli poco distante dal luogo del delitto. Marconi lavora da diversi anni per Laguna Trasporti e Manutenzioni, ha già precedenti di polizia alle spalle, è stato rintracciato nella propria abitazione dai carabinieri, ora si trova rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore in stato di fermo. Resta da capire con certezza il movente dell'omicidio, che non parrebbe legato a motivi passionali, non si esclude lo spaccio di stupefacenti. Il prefetto Michele Di Bari ha rivolto un plauso ai carabinieri e alle forze dell'ordine, arrivati in breve tempo ad individuare il presunto colpevole. Ora è il pubblico ministero Davide Nalin a coordinare le indagini in corso. Il veneziano e il tunisino sono stati visti litigare in Campo San Geremia, una lite che poi era sfociata in una rissa, dopodiché si sono lasciati e alla fine il tragico epilogo nel bar che si trova in Salizzada San Geremia. Come detto, la città è sotto shock. Un omicidio a colpi d'arma da fuoco nel cuore di Venezia, in mezzo alla gente, ha lasciato la città sotto shock. Assessore al commercio Sebastiano Costalunga conosce bene Cannaregio e ricorda come la Smart Control Room sia stata d'estremo aiuto all'intervento delle forze dell'ordine. Il problema notturno c'è, ci sono stati degli accoltellamenti da parte di soprattutto la zona, diciamo, legata alla vita notturna, dove spesso e volentieri persone extracomunitarie fanno spaccio, droga, gira, e la polizia sicuramente sta cercando di intervenire. Adesso vedremo insomma qual è la natura del gesto. Cannaregio è uno dei sestieri ancora popolati e vivi di Venezia. Alberto Alberti dell'associazione Masegna Nissioeti è passato in Salizzada San Geremia qualche ora dopo. Sono passato alle 5:30 per andare al lavoro come faccio di solito ed era ancora tutto transennato e
niente, c'erano ancora 2 carabinieri. Ci sono sì molte telecamere, però bisognerebbe avere più pattuglie. Anche Monica Poli, dei cittadini non distratti, volontari anti-borseggio, abita a Cannareggio e conosce bene le dinamiche del sestiere. Questo è un episodio gravissimo, purtroppo di episodi diciamo meno gravi ne abbiamo avuto nell'ultimo anno, tra qualche accoltellamento come tutti ben sanno. Come ripeto sempre, ci vuole più forze dell'ordine in campo e più potere alle forze dell'ordine. Matteo Secchi di Venezia.com interpreta l'omicidio come un fatto slegato rispetto alla diminuzione di sicurezza che comunque si sta registrando a Venezia. A Cannareggio io ci sono nato e cresciuto, indubbiamente negli ultimi anni i fatti si sono moltiplicati e le persone che girano di notte per queste strade sono assolutamente poco raccomandabili. Omicidi qui non si vedevano da parecchio tempo. Io l'ultimo omicidio efferato che ho assistito è stato l'omicidio di un mio carissimo amico, Paolo Granzo, che è stato ammazzato credo una quindicina di anni fa, 20 anni fa, qui nel suo magazzino. Un delitto compiuto dal suo dipendente moldavo. E ancora non è stata fissata una data per i funerali di Giulia Cecchettin. Intanto dal carcere Filippo Turetta attende il suo interrogatorio di garanzia. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Valentina Visentin e Federico Cibotto per le ultime novità. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, noi ci troviamo davanti alla Basilica di Santa Giustina dove saranno celebrati i funerali di Giulia Cecchettin, una data però che ancora non è stata fissata. Si attende ovviamente l'autopsia della ragazza che qualche giorno fa si diceva doveva essere effettuata all'Istituto di Medicina Legale di Padova il 1° di dicembre, ma questa notizia non è ancora stata confermata e quindi insomma appena la data dell'autopsia verrà definita e resa pubblica poi si procederà anche alla data dei funerali che dovrebbero svolgersi il 2 dopo ovviamente l'autopsia qui nella Basilica di Santa Giustina, con 2 momenti, uno pubblico con tantissima gente qui a Santa Giustina, la basilica che può ospitare fino a 4.000 persone, e un secondo momento invece più intimo e destinato alla famiglia nella chiesa di Saonara, la comunità a cui era molto legata la famiglia di Giulia Cecchettin. Ma intanto arrivano anche altre notizie dal carcere di Verona, dove è detenuto Filippo Turetta, dove è stato portato sabato dopo il suo arrivo in aeroporto a Venezia. Oggi ci dovrebbe essere un nuovo incontro con il suo avvocato, il legale Giovanni Caruso, a cui è stata affidata la difesa del giovane. Oggi ci dovrebbe essere proprio un incontro in vista dell'interrogatorio di garanzia con il giudice che dovrebbe invece svolgersi domani, come da programma e come annunciato proprio dall'avvocato di Filippo Turetta, che vi riproponiamo nelle sue dichiarazioni rilasciate dopo il primo incontro con il giovane. È molto provato. I tempi per un colloquio avente ad oggetto l'allestimento, la predisposizione di una difesa vuoi materiale, vuoi tecnica, non ci sono stati. È disorientato, come ho anticipato, condizioni di salute per quanto riguarda gli esami diagnostici che mi sono stati rappresentati, condizioni di salute accettabili. La presenza o meno dal punto di vista appunto intellettivo e della capacità di orientamento, io non sono un esperto, dico che sono riuscito ad avere un'interlocuzione accettabilmente comprensibile e intelligente. Cosa avvocato in isolamento? Il ragazzo non ha detto sostanzialmente nulla, non abbiamo affrontato nei dettagli i profili della difesa materiale in questo momento. Avvocato? È adeguatamente assistito e protetto in una carcere di grande sicurezza, tranquillante dal punto di vista anche
sorveglianza contro eventuali situazioni suscettibili di essere degenerare o di degenerare. L'interrogatorio, questo posso dirvelo, mi è stato notificata l'avviso di fissazione dell'interrogatorio di garanzia per il giorno martedì 28 prossimo 21. Ovviamente io lunedì avrò accesso agli atti. Non ho ancora alcuna idea di cosa si potrà verificare il 28, perché il 28 l'interrogatorio immagino, credo di poter dire, di poter anticipare che sarà in carcere. Dunque queste le parole dell'avvocato Caruso, che oggi dovrebbe rincontrare Filippo Turetta. Il ragazzo è sorvegliato 24 ore su 24, si dovrà anche capire se sarà disposta o richiesta una perizia psichiatrica. Nel frattempo sta completando in infermeria tutte le visite mediche e ha fatto sapere che dopo l'interrogatorio di garanzia il ragazzo ha chiesto di poter vedere i suoi genitori, un incontro che con ogni probabilità dovrebbe svolgersi ovviamente dopo l'incontro con il giudice per l'interrogatorio di garanzia domani. E ha chiesto, sembra Filippo Turetta, che è molto provato da quanto ha raccontato il suo avvocato, ha chiesto di poter leggere alcuni libri nell'attesa appunto di questi giorni. Molto della sua posizione dipenderà anche dalla decisione che prenderà domani davanti al giudice di parlare o di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma queste sono appunto notizie che riusciremo a sapere domani dopo l'interrogatorio di convalida del fermo. Io da Santa Giustina vi saluto, vi lascio con le immagini invece della fiaccolata molto partecipata che c'è stata sabato sera a Torreglia, il paese dove vive la famiglia di Filippo Turetta. Non c'è stato un incontro tra le due famiglie. La famiglia Turetta ha voluto inviare un messaggio attraverso il sindaco. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Ho sentito nella giornata la famiglia di Filippo, era una giornata densa, carica di emozioni per loro e ci sono vicini con il cuore, ma avevano bisogno di viverla in tranquillità. Il messaggio era quello che condividevano questa serata. Avrebbero sicuramente avuto piacere ad essere presenti, ma non se la sentivano, hanno preferito viverla in tranquillità a casa, ma sono con noi, insomma, nel condividere questo momento e nella vicinanza alla comunità. Una comunità scossa, smarrita, perché la vicenda che ha coinvolto Filippo e Giulia e le loro famiglie ha scardinato le nostre convinzioni. Ci ha fatto scoprire più vulnerabili, increduli, nell'accettare che la violenza possa essere presente nella normalità di una comunità come la nostra. Giulia è una delle nostre figlie, ma anche Filippo è uno dei nostri figli. Figli e figlie che abbiamo visto e vediamo crescere nelle nostre famiglie, che vanno nelle nostre scuole, frequentano i nostri campi sportivi e i palazzetti, a cui dedichiamo il meglio di noi stessi affinché si aprano alla società per realizzare il meglio di loro stessi. Eppure tutto questo oggi appare non sufficiente e ci disorienta come genitori, come amici, come istituzioni. Siamo in tanti e se tutto si ferma qui non serve a nulla. Quello che serve è capire davvero che serve un impegno nuovo, serve un impegno che non ci divida, serve un impegno che ci responsabilizzi tutti e nessuno escluso. Non sarà solo nelle scuole, non sarà solo nelle famiglie, non sarà solo negli ambienti delle associazioni, sarà proprio anche nel mondo del lavoro e nelle nostre relazioni quotidiane che, se avremo capito qualcosa di tutto questo,
cambieremo il nostro modo di comunicare. Anch'io ho una bambina di quasi 8 anni e tante volte mi fa di quelle domande che io delle volte non so rispondere, e con l'aiuto delle maestre stanno affrontando il discorso anche in classe e lei sta iniziando a capire che cosa sta succedendo, fa domande come le dicevo prima e speriamo che prima o poi ritorni alla normalità che c'era prima, che ritorni tutto come era prima, ecco, questo sì. Ovviamente tutti ora chiedono giustizia per Giulia e a Castelfranco il papà di Iole Tassitani, uccisa da Michele Fusaro nel 2007, scrive una lettera a Gino Cecchettin. Sentiamo. Chiede davvero che faccia giustizia, che sia applicato tutto ciò che si può applicare per mostrare anche la forza con cui le nostre istituzioni, in questo caso gli organi di giustizia, applicheranno il giusto metro per dare giustizia a una famiglia e una ragazza, una nostra concittadina, in questo caso che purtroppo non c'è più. La voce della comunità di Vigonovo per bocca del sindaco è che giustizia sia fatta. C'era anche lui, il primo cittadino a Torreglia per la fiaccolata in memoria di Giulia, nella quale ci si è stretti attorno a 2 famiglie distrutte, quella della vittima e quella dell'assassino. Ma la vicinanza ai genitori di Filippo Turetta non deve mettere in secondo piano le responsabilità del 21enne. E a sperare nella giustizia è anche un papà che con il dolore ci convive da 16 anni. A Castelfranco, Luigi Tassitani scrive una lettera a papà Gino Cecchettin ricordando l'orribile morte della figlia Iole, rapita, uccisa e fatta a pezzi da Michele Fusaro nel 2007. Nelle sue parole, da papà a papà, ci sono ancora sconforto e rabbia. La perdita di una figlia è grave e dolorosa in qualsiasi caso, ancora di più se causata volontariamente per mano di altri. Le nostre storie sono quindi simili e per questo mi sento vicino a te. Il rapimento, l'angoscia e la ricerca per una settimana con la speranza che le nostre figlie tornassero a casa vive. Poi invece la notizia che mai si sarebbe voluto immaginare o pensare. È la fine di tutto, la morte dentro anche per noi genitori. Si pensa di punire l'assassino Filippo con pene severissime, vale a dire l'ergastolo. Mi auguro paghi la pena per intero. Noi invece abbiamo dovuto lottare contro il rito abbreviato, che al tempo era applicabile anche ai reati che prevedevano l'ergastolo. Nel caso dell'assassino di mia figlia, la pena è stata ridotta a 30 anni di reclusione, avendo avuto uno sconto di pena rispetto alla richiesta di ergastolo. Dopo 15 anni, per buona condotta o altri motivi, ha iniziato ad usufruire di uscite dal carcere. E conclude. La vittima e i suoi familiari rimangono vittime tutta la vita con il vero ergastolo. Gli assassini, dopo 15 anni, cominciano a riavere una speranza che a noi vittime è stata tolta per sempre. Sono fermamente convinto nell'idea che le pene giudiziarie per reati simili dovrebbero essere espiate per intero, senza sconti, mentre noi familiari gli sconti alla sofferenza non li abbiamo. E dobbiamo raccontarvi di un'altra violenza ai danni di una donna a Legnaro. Un 72enne si barrica in casa con la moglie dopo averla picchiata in strada a Vigonovo davanti ad un gruppo di ragazzi che ha dato l'allarme. Picchiata in strada dal marito sabato pomeriggio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Picchiata davanti a tutti a Tombelle di Vigonovo, il paese dove abitava Giulia Cecchettin. La violenza però non è passata inosservata. Un gruppo di giovani ha assistito all'aggressione avvenuta tra la chiesa e il patronato e ha allertato il 112. L'anziana donna colpita con calci, minacciata e insultata dal marito, nonostante i ragazzi avessero tentato di difenderla sconsigliandole di salire in auto, si è allontanata insieme al suo aguzzino. I carabinieri, intervenuti subito dopo la segnalazione, hanno cominciato a ricercare la vettura attraverso la targa che i giovani erano riusciti a fotografare. I militari hanno rintracciato la casa della coppia 3 ore dopo a Legnaro. Sia al citofono che al telefono nessuna risposta. Temendo il peggio è intervenuta anche una squadra delle API di pronto intervento e i vigili del fuoco. L'anziano, in forte stato di agitazione, urlava e impediva alla moglie di rispondere al telefono. Solo dopo una lunga trattativa verso l'1 di notte
il 71enne si è finalmente convinto ad uscire di casa. Accompagnato in caserma a Legnaro, è stato poi arrestato. Da oltre un anno maltrattava la moglie, percosse, minacce e insulti all'ordine del giorno, tanto che la donna viveva in uno stato di ansia perenne. Sabato, se non ci fosse stata la tempestiva segnalazione dei ragazzi di Vigonovo, l'epilogo sarebbe potuto essere peggiore. Ed ora il sondaggio che vogliamo proporvi noi oggi, che riguarda la magistratura. Lo vedete in sovraimpressione: le pagelle per i magistrati, è una riforma delle toghe italiane. Ogni 4 anni i giudici dunque sotto esame, dopo 2 bocciature, si è rimossi dal servizio. Dunque questo il sondaggio, pagelle e voti per i giudici è giusto secondo voi? Se volete rispondere sì lo vedete in verde, 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no 0422 1626 690. E l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring a partire dalle 21 questa sera, ovviamente in prima serata. Ed ora invece andiamo avanti con la cronaca. Un automobilista è stato denunciato dalla polizia perché trovato in possesso nel corso di un controllo a Limana nel Bellunese di un piede di porco, 2 coltelli e circa 2.000 euro in contanti. Gli oggetti e il denaro, di cui il conducente e un passeggero che viaggiava con lui non hanno saputo fornire spiegazioni, erano occultati all'interno di un'autovettura con i vetri oscurati. Il proprietario è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. E continuiamo con la cronaca. Un bilancio di 4 arresti in 3 giorni da parte della questura di Padova, impegnati nei controlli gli agenti antidroga. Vediamo dunque com'è andata. Aveva ingoiato 100 grammi di cocaina divisi in 10 ovuli e il suo comportamento sospetto non è sfuggito ai poliziotti delle volanti quando l'hanno visto lanciare un pacchetto di sigarette sotto un'auto in sosta. Dentro c'erano 6 grammi di marijuana, ma il fatto è che in tasca il nigeriano 32enne aveva 2.400 euro in contanti. Arrestato e portato in questura, l'uomo ha dato in escandescenze cercando di buttarsi sotto il tram. Accompagnato in ospedale, sono stati recuperati gli ovuli con la droga. Intanto il bilancio dei controlli della questura è di 4 spacciatori arrestati in 3 giorni. I primi sono stati un 31enne tunisino, ben noto alle forze dell'ordine, e un connazionale di 23 anni. Si sono appartati in una zona poco trafficata, incontrando i clienti a cui cedevano la droga. Intervento dei poliziotti, fermati i pusher, recuperate una ventina di dosi di droga tra cocaina e hashish, ma anche soldi, una mazza da baseball e un coltello, e identificati alcuni clienti. Irregolari, i 2 sono stati accompagnati al centro di espulsione di Trapani. E poi arrestati anche altri 2 tunisini ventenni, uno incensurato, uno già noto alle forze dell'ordine. Il primo sorpreso mentre nascondeva droga vicino al muro di cinta di una scuola di Via dei Colli, il secondo mentre vendeva droga a Vigo d'Arzere. Entrambi sono stati espulsi. Era uscito per comprare dei farmaci perché stava molto male, aveva una gastroenterite, ma tornando a casa è stato travolto ed ucciso da un treno. Il dramma è avvenuto sabato sera all'altezza del passaggio ferroviario di Montà, in un tratto dove la massicciata non è protetta da barriere. La vittima è un 53enne idraulico residente in via Peano Giovanni De Favari, originario di Motta di Livenza. L'uomo, poco prima di essere ucciso dal treno, aveva avvertito la sorella che stava tornando dalla farmacia a piedi perché si era rotta la macchina. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dagli agenti della Polfer. La polizia ferroviaria lungo la massicciata con i segni sul fianco dell'impatto con il treno. Il 53enne probabilmente era stato colto da malore ed è stato risucchiato dal convoglio ed urtato mortalmente. Cerca di fare acquisti con il bancomat rubato. Il sindaco di Azzergrando blocca un marocchino e lo fa arrestare. Aveva rubato un bancomat in un'abitazione e con questo ha provato a fare acquisti in vari negozi del centro commerciale Piazza Grande di Piove di Sacco. Approfittando della confusione in concomitanza delle feste di Natale, un cittadino marocchino ha cercato di utilizzare un bancomat rubato.
Scoperto, si è dato alla fuga, ma non ha fatto i conti con il direttore del centro commerciale e sindaco di Alzergrande, Filippo Lazzarin, che dopo un inseguimento è riuscito ad intercettarlo e a consegnarlo ai carabinieri. È successo ieri nel Megastore alle porte di Piove di Sacco, dove il malvivente ha provato a pagare nei negozi del centro con una carta bancomat intestata ad una donna. L'uomo, fermato dal primo cittadino, è stato poi arrestato dai carabinieri con l'accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Ed ora andiamo invece a Bassano e parliamo del progetto del Tribunale della Pedemontana. Sono passati 9 mesi da quando la politica nazionale e locale, il governo e le amministrazioni si sono ritrovate a Bassano per varare il progetto del Tribunale della Pedemontana. Era stato posto un orizzonte temporale di 6 mesi per importanti novità. Quel termine è scaduto ad agosto e a novità non ce ne sono. Anzi, una c'è ed è pure piuttosto importante, perché il Tribunale della Pedemontana è al centro di una mozione che verrà portata già domani in Consiglio Comunale. Attenzione però, se vi siete alzati dalla poltrona per festeggiare, è meglio se tornate a sedere. Già, perché il Consiglio Comunale è quello di Vicenza e la mozione è contro il Palazzo di Giustizia bassanese. A proporre il provvedimento sono infatti consiglieri di maggioranza e opposizione uniti nel dire di no al progetto portato avanti dai comuni di 3 province, da associazioni di categoria e professionali, cittadini e in generale da un territorio nel quale vivono 500.000 di persone. Per non parlare del tessuto imprenditoriale, economico e commerciale di un'area di grande vivacità. Il tema è ben noto ed era finito anche al centro di una commissione consiliare tenutasi proprio a Vicenza, nella quale erano emerse tutte le perplessità di chi teme che l'apertura di un tribunale a Bassano porti via risorse da quello del capoluogo. Gli avvocati vicentini e padovani avevano già bocciato di fatto la proposta della Pedemontana, mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva assicurato che il Palazzo di Giustizia bassanese non andrà a drenare risorse sotto questo profilo. Insomma, lo scontro è aperto e a questo punto, visto che non arrivano novità di alcun tipo da Roma, il rischio è quello che si risolva in una baruffa fra Vicenza e Bassano, con la politica nazionale tirata per la giacca dal fronte del sì e da quello del no. Il rischio poi è che non solo il bassanese, ma tutta la pedemontana si trovino a rimanere con il proverbiale cerino in mano, scottandosi le dita per l'ennesima volta e rimanendo infine al buio dopo tante promesse e tante prese di posizione molto chiare. Anche perché quello del Tribunale della Pedemontana è un treno che passa oggi e poi non passa più. Ed ora la politica nel Trevigiano, congresso provinciale di Fratelli d'Italia ieri a Treviso, il primo di fatto dei congressi con 2 sfidanti. Il risultato è stato a sorpresa. Il Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, ha prevalso con il 55% sul commissario uscente Giuseppe Montuori, che si aspettava invece una conferma e una promozione del lavoro svolto finora. Così non è andata ed il partito di Meloni nella Marca prende un nuovo corso. E al congresso provinciale di Fratelli d'Italia presente anche il segretario del Carroccio trevigiano Dimitri Coin, al quale il leader veneto De Carlo ha lanciato più di una frecciatina dal palco sul piatto alla battaglia per le regionali. Hai rimarcato che avete superato la Lega sostanzialmente oggi? Beh, insomma, glielo dovevo al mio amico Coin, che era in prima fila, lo vedevo e quindi l'ho sollecitato, però so che la nostra è una competizione, una non competizione interna, perché il nostro avversario è sempre il centro-sinistra, per cui se una volta vince la Lega e una volta vince Fratelli d'Italia noi siamo felici a prescindere. Siamo il primo partito in Italia e in Veneto gli amici della Lega ormai se ne sono fatti una ragione. Lo dice dal palco del Maggior Consiglio il coordinatore regionale De Carlo, che non si fa sfuggire l'occasione di marcare il territorio davanti al segretario del Carroccio trevigiano Coin, nel giorno in cui si sceglie il pariruolo dei meloniani nella Marca. Con lui sorrisi e strette di mano si sprecano, ma il refrain di Fratelli d'Italia da mesi è sempre uno: la regione ora tocca a noi. Coin, da par suo, non si scompone. Io non do così per scontato che Fratelli d'Italia esprima il prossimo candidato alle prossime elezioni regionali. Noi abbiamo un presidente che è Luca Zaia, si sta trattando ancora per un ulteriore mandato del presidente stesso e quindi io sono assolutamente fiducioso che il Veneto resti in mano alla Lega. I numeri però sono in questo momento dalla parte degli alleati, un solco che politicamente sta diventando un problema.
che hanno fatto un'analisi reale su quello che è stato il consenso che è derivato dalle scorse elezioni politiche, dove di fatto noi siamo scesi sensibilmente nel consenso e loro sono il primo partito in Veneto, ma non solo, il Veneto è il primo partito per Fratelli d'Italia e questo è anche un po' una responsabilità nostra negli ultimi anni, dove dovremmo capire dove abbiamo sbagliato e dove stiamo già lavorando per migliorare, per recuperare e per far sì che alle prossime elezioni amministrative, perché la Lega è comunque fortissima a livello amministrativo, ritorniamo a riequilibrare quelli che sono i rapporti di forza che ci hanno contraddistinto in questi ultimi decenni. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo in studio con altra cronaca ed altri collegamenti. Siamo tornati nuovamente in studio con questa nostra prima edizione. Andiamo a Padova con un intervento del soccorso alpino sui Colli Eugani per trasportare un'escursionista ferita. Una passeggiata sui Colli Euganei si è trasformata in una brutta disavventura per una 60enne veronese. L'escursionista sabato, lungo un sentiero del Monte Ceva nel territorio di Montegrotto Terme, dopo una caduta si è fratturata una caviglia. Impossibilitata a rientrare, ha allertato il 118 che con l'ausilio del soccorso alpino è intervenuto. La donna è stata raggiunta da 7 soccorritori che l'hanno caricata su una barella e trasportata per 300 metri fino alla strada dove è stata affidata alle cure dei sanitari di Abano Terme. Montegrotto Terme, tradite dalle telecamere di videosorveglianza, identificate e denunciate le autrici di furti nelle auto. Si tratta di 2 donne di Piove di Sacco di 56 e 19 anni. Lo scorso 22 e 29 ottobre nel parcheggio di uno dei più grandi hotel della località termale 2 ospiti avevano denunciato di aver subito il furto all'interno delle loro automobili. Grazie alle immagini di videosorveglianza i militari sono risaliti alle presunte responsabilità 2 donne già conosciute alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Le indagati sono accusate di furto aggravato in concorso. Ed ora lasciamo la cronaca. Comuni e terzo settore hanno firmato il protocollo per la promozione di una politica unitaria sul tema dell'abitare nella provincia di Treviso, accordo che punta ad incentivare i privati a mettere a disposizione alloggi per le persone in difficoltà, per le quali sarà previsto anche un piano educativo sull'abitare. Appartamenti che i privati preferiscono mantenere sfitti piuttosto che incorrere in morosità degli inquilini, persone con un reddito non sufficiente a coprire la garanzia di poter pagare regolarmente un affitto, alloggi ERP in decadimento. È per far fronte a queste problematiche che è stato firmato il protocollo per la promozione di una politica comune sull'abitare nella provincia di Treviso, che prevede lo stanziamento di un fondo di sostegno. Sostegno economico, quindi l'aiuto per evitare gli stacchi e anche gli sloggi in determinate situazioni rivolte a quelle fasce che non sono quel puro sociale che arriva ai comuni, ma quelle persone che hanno anche un lavoro ma che non hanno l'opportunità o la possibilità di pagare per esempio l'affitto o avere delle difficoltà, ma anche legate per esempio al mondo degli studenti, al mondo di chi ricerca anche un'abitazione legata appunto anche all'area della sanità e anche ovviamente legata anche a quella che è la necessità territoriale. Con la modifica della legge regionale sugli alloggi disponibili nei municipi, che ha portato a destinare a progettualità sociali 2 residenze per ogni territorio comunale, l'Associazione Comuni e il Centro Studi Amministrativi della Marca si impegnano ad attuare altre iniziative per venire incontro alle persone in difficoltà, anche facendo loro da garanti. Si fonda anche su un'attività fatta in sinergia con il terzo settore, in particolare con il volontariato, per educare all'abitare. Questo permetterà ovviamente ai propri comuni che conoscono le situazioni attraverso i propri servizi anche di educare le persone che intervengono all'interno di questo fondo. L'adesione dei comuni al protocollo sull'abitare sarà su base volontaria. Abbiamo trovato invece un accordo a livello provinciale che ha messo insieme più soggetti per lavorare non solo su questo fondo, ma anche lavorare assieme alla Regione e anche con il Ministero per quelle che sono le modifiche normative atte a cercare di dare delle risposte puntuali e precise anche con delle modifiche che già la Regione del Veneto ha fatto in particolare e che permettono ai comuni di intervenire per i propri casi sociali al di là di quelle graduatorie legate all'edilizia residenziale pubblica.
Ed ora andiamo invece a Venezia, dove per noi, lo vedo già sul nostro schermo, abbiamo il nostro Filippo Fois che ci parlerà di un patto Prefettura-Confindustria per quanto riguarda l'integrazione dei profughi. Filippo, intanto buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo nella fondamenta che conduce a Ca' Corneri, il palazzo sul Canal Grande che ospita la prefettura di Venezia, anche la sede tra l'altro della città metropolitana di Venezia. Nel palazzo alle mie spalle, all'incirca un'ora fa, è stata firmata un patto, per così dire, tra la prefettura di Venezia, il prefetto Michele Di Bari, attraverso lui poi tutte le prefetture del Veneto, e il presidente regionale di Confindustria Enrico Carraro. È un patto che prevede un percorso di formazione per i richiedenti asilo in Italia, un percorso di formazione professionale e quindi di integrazione lavorativa. Questo non solo per un motivo di integrazione, come abbiamo giustamente appena detto, di coloro che arrivano nella nostra regione e vogliono fermarsi, ma anche perché il Veneto dovrà affrontare nei prossimi decenni un problema molto grave ed è il calo demografico. Siamo a crescita zero, ci sono pochissime nascite, anzi i decessi sono superiori alle nascite e andiamo incontro, sono stati fatti vedere diversi studi, andiamo incontro a quello che è stata definita una glaciazione demografica, cioè non un inverno demografico, dopo l'inverno c'è sempre la primavera e poi l'estate, nel caso nostro invece non si vede ancora la fine di questo calo delle nascite, per cui bisognerà attrezzarsi perché il Veneto sta perdendo forza lavoro a dei ritmi preoccupanti, all'incirca circa 100.000 persone all'anno. Per questo motivo, anche per mandare avanti l'economia, c'è bisogno di nuove persone che vengano a lavorare da noi. La dichiarazione di intenti che è stata firmata oggi prevede esattamente questo, cioè aiutare in un percorso formativo i richiedenti asilo di modo che possano poi integrarsi nel nostro mondo del lavoro. C'è poi un altro problema che è stato sollevato oggi ed è quello che non solo siamo in calo demografico, ma ci sono tantissimi giovani veneti che ogni anno lasciano questa regione per trasferirsi a lavorare all'estero. Circa un terzo di loro sono laureati e bisognerà rendere delle politiche economiche più attrattive perché anche questa forza lavoro che è stata formata qua in Italia, in Veneto, rimanga poi a lavorare qui. Daniela. Filippo, sentiamo fra l'altro un allarme alle tue spalle. Sì, in effetti siamo dovuti uscire dalla prefettura perché da circa 10 minuti c'è un allarme che sta risuonando per tutto. Noi pensavamo fosse solo in prefettura, ma l'abbiamo sentito anche dal palazzo di fianco, nessuno sa cosa sia e per ora non sono riusciti a farlo smettere. Però non sta succedendo niente di grave. Grazie Filippo, grazie davvero, grazie e buon lavoro. Noi rimaniamo in terra veneziana perché dovrebbe essersi collegato con noi Simone Venturini, assessore ai servizi sociali del Comune di Venezia. Eccolo qui, lo vedo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, insomma, abbiamo sentito un allarme, fra l'altro ci ha detto niente di preoccupante, quindi va tutto bene, insomma. Assessore. Sì, sarà un test o qualcosa, insomma, da sistemare. Ecco, Assessore, una cosa di cui io vorrei parlare subito è il gravissimo fatto di sangue. Fra l'altro Venezia questo periodo è stata al centro, purtroppo è sotto i riflettori, al centro dell'attenzione per fatti gravi, lo sappiamo, l'omicidio, il femminicidio di Giulia e sabato notte un omicidio proprio nel cuore di Venezia che ha davvero scioccato i veneziani. Mai visto una cosa così grave, così violenta proprio nel cuore di Venezia. Sì, una dinamica molto particolare che esula dai classici fatti di cronaca o piccole situazioni che possono succedere. Sono situazioni che si verificano per fortuna una volta ogni decennio sostanzialmente e ovviamente vedono una faida privata evidentemente dalle ultime ricostruzioni che si è poi risolta in un terribile omicidio. Quello che va sottolineato forse è che rispetto ad altre zone, ad altre città, ecco, a Venezia la rete di telecamere ha
consentito di arrivare subito ad arrestare la persona colpevole e a consegnarla ovviamente poi all'autorità giudiziaria. La città di Venezia è cablata, è coperta da tantissime telecamere, è una città da questo punto di vista molto controllata e quindi i tempi tra il crimine e l'arresto della persona sono stati veramente rapidissimi. Chiaro che poi sarà da scoprire bene la dinamica dell'incidente, dell'omicidio, del reato, e tutto questo ovviamente compete all'autorità giudiziaria che credo insomma a breve formulerà anche le prime ipotesi. Da questo punto di vista evidentemente c'è un lavoro da fare anche di continuare a coprire il territorio con le reti di telecamere. Siamo una delle città più coperte, dall'altra parte è evidente che vanno forse scoperti le situazioni e le dinamiche del perché si sia arrivati a questo, quindi com'è possibile che a tarda notte due persone irregolari girino con un coltello, com'è possibile che una persona abbia a casa un fucile a canne mozze, tutte cose che in un paese come il nostro non dovrebbero succedere, ma purtroppo succedono. Ecco, Assessore, mi aveva anticipato proprio la domanda, adesso tanti gli interrogativi perché insomma persone che girano con coltelli in mano e persone che però detengono un'arma in casa, e fa davvero riflettere questo. Sì, anche il tipo d'arma insomma non è proprio normale. Anzi, desta qualche preoccupazione. È chiaro che tutto il nostro paese richiederebbe una grande azione per la legalità, che vuol dire non solo invocare pene terribili, ergastoli e quant'altro, ma vuol dire togliere il terreno da anche la piccola illegalità, la piccola criminalità, piccole situazioni di reato che poi però rischiano di sfociare in cose più grandi e comunque impattano molto sulla vita delle persone. Noi siamo un paese in cui il piccolo rapinatore, il piccolo spacciatore, il piccolo aggressore, chi tira la borsetta per scippare una signora anziana, chi maltratta una persona, chi gli arreca anche un danno fisico, molto spesso non si fa un giorno di galera. Anzi, esce velocemente, non va nemmeno dentro, ecco, e la sua vita non subisce quel tipo di sanzione che invece servirebbe per evitare un effetto emulativo. Si è sparsa la voce, insomma, che in Europa siamo forse il paese più lassista da questo punto di vista, e questo nonostante il grande impegno delle forze dell'ordine, della magistratura, della polizia locale, di tutti, ecco, lascia spazio a comportamenti che non sono accettabili anche nella nostra città, anche al nord e anche nel Veneto. Quindi una grande azione per mettere mano al sistema di norme che è davvero spropositato. Ci sono tantissime norme di procedura, di codice penale, ma che molto spesso poi non trovano una sanzione certa, la certezza della pena non esiste. Quindi piuttosto, ecco, pene più brevi ma certe, che almeno non si fa 2 anni di galera ma se li fa tutti. Qualcosa deve cambiare a livello giudiziario? Assolutamente sì, ma è un tema che riguarda tutte le città trasversalmente. Certo, le città più grandi ancora di più, Roma e Milano, hanno problemi enormi in stazione, nelle aree vicine alla stazione. Il sud ha altre dinamiche, ma anche il nostro territorio, insomma, le stazioni di Padova, Mestre, Treviso. Ecco, ci sono situazioni dove a occhio nudo si percepisce un'area di illegalità, un'area di irregolarità. Sappiamo benissimo quante volte la polizia locale identifica, porta dentro, ma anche i carabinieri, la polizia di Stato, la finanza, persone che sono spacciatori, che hanno droga, che vediamo essere in comportamenti rissosi, aggressivi, che maltrattano la gente, tutte situazioni che si verificano ogni giorno. Il tema poi è che queste persone non vedono una risposta dello Stato forte. E non certo per colpa del singolo magistrato che fa quello che può anche lui, ma per colpa di un sistema di norme che alle volte non consente di prendere la mela marcia e allontanarla dalla società, dalla comunità, e continua a delinquere sempre nello stesso posto, sempre nella stessa città, e si chiamano sì reati minori o microcriminalità, ma sono cose che rovinano la vita alle persone che abitano in quelle zone, perché per quanto vai a dire a uno che è un reato minore, lo scippo, il borseggio o lo spaccio sotto casa ti cambiano la vita e te la rovinano moltissimo. Ecco, Assessore, prima di lasciare questo fatto di cronaca, un'altra
domanda era proprio, abbiamo visto insomma immagini di persone che dopo l'omicidio a Venezia insomma si fermavano curiosi, alcuni addirittura insomma fotografavano la vittima, quello che era accaduto. Anche questo è un aspetto che deve far pensare. Diciamo che l'epoca dei social network ci ha visti rimbecillirsi collettivamente un po' tutti, cioè è un mondo malato che punta a fotografare, riprendere situazioni drammatiche ai fini poi di una condivisione social, dei gruppi WhatsApp o altre situazioni. Ci sono situazioni addirittura in alcune città, mi hanno raccontato che se una persona a Firenze recentemente, un anziano, ha subito una rapina, nessuno è intervenuto per dargli una mano, ma la gente faceva in tempo a fare la foto e a fare il video. È un mondo che forse dovrebbe un attimo fermarsi, ragionare su cosa è diventato, anche il senso di responsabilità e di collettività e di comunità, e ripartire dalle basi. Ecco, 50 anni fa, 40 anni fa, quello che accadeva al mio vicino era anche in qualche modo interesse mio, c'era una corresponsabilità dell'altro, del vicino di casa, del concittadino, della persona che passeggiava, a maggior ragione se anziano o fragile. Oggi abbiamo un po' perso tutto questo e forse andrebbe riscoperto. Assessore, cambiamo argomento, parliamo invece del bilancio di previsione, insomma investimenti sia sulla casa sia sul sociale. È un anno non facile per i comuni, perché tutto quello che vedono le famiglie poi a loro volta al supermercato, quando vanno a acquistare servizi o la bolletta, lo vedono anche i comuni ovviamente più grandi, i comuni più grandi ancora di più. Pensiamo solo alla bolletta energetica, a Venezia negli ultimi 2 anni è aumentata per milioni di euro, ma quando andiamo a comprare anche i servizi, ma anche i lavori pubblici, la manutenzione delle strade, eccetera, tutto è aumentato in maniera folle, in maniera veramente incontrollata, e questo ha fatto sì che il comune dovesse rimmaginare la spesa, però puntando molto sugli investimenti. Quindi siamo riusciti, nonostante le difficoltà, grazie al lavoro di risanamento iniziato col sindaco Brugnaro 8 anni fa, quando il comune era sostanzialmente un comune in quasi dissesto finanziario, ecco, ha fatto un lavoro di risanamento e di rilancio. Oggi siamo comunque in grado di far fronte a questi extra costi, nonostante poi 2 anni di Covid abbiano penalizzato moltissimo le entrate turistiche, e siamo in grado di fare un investimento importante sulla casa, e quindi per restaurare il maggior numero di patrimonio abitativo comunale. Interverremo su 250 case nei prossimi 2 anni, che oggi sono sfitte da ormai molti anni. Le sistemeremo e le assegneremo sia con bandi ERP sia con bandi legati al ceto medio, alle famiglie in cui ci sono sì degli stipendi, ma questi stipendi non consentono di vivere tranquillamente, specie nella città storica. Quindi un grande investimento per 16 milioni di euro, che si somma ad altri 10 che stiamo investendo in questi giorni. Quindi da qui al 2026 avremo 400 case che sostanzialmente saranno messe a disposizione dei veneziani, o perché ci sono già i lavori in corso, o perché faremo partire i lavori grazie al finanziamento del prossimo bilancio. E poi un lavoro per rimmaginare alcuni spazi della città. Pensiamo a Piazza Mercato a Marghera, dove a breve prenderà via un grande ridisegno complessivo e riqualificazione di quell'area, e pensiamo anche ad altre aree della città dove si lavorerà molto per combattere anche un aspetto di degrado degli edifici per rilanciare la città. E poi la conferma di investimenti in cultura, nelle famiglie e nei bambini, quindi un grande lavoro nelle biblioteche, nelle scuole, perché è lì che si formano i futuri cittadini e quindi è lì che vanno potenziati molto gli investimenti. E tanto sociale. Il momento storico è difficile, lo sappiamo benissimo, il costo della vita è aumentato, la popolazione invecchia molto e quindi il peso sui servizi sociali aumenta drasticamente, e anche per questo, insomma, questo bilancio dà gli strumenti ai nostri settori sociali di dare poi risposte soprattutto ad anziani e disabili che ne richiedono molte in questo periodo storico. Ecco, Assessore, abbiamo detto, insomma, questo è un periodo sicuramente difficile, l'abbiamo detto più volte, è aumentato il numero dei poveri, una situazione comunque sempre più complicata, tanti si sta cercando di non tagliare, l'abbiamo detto più volte, proprio nel sociale per questi motivi. E che Natale sarà questo?
ma sarà un Natale di gioia per tutte quelle famiglie che riusciranno a stare insieme, a riunirsi ed affrontare anche alcune spese, perché comunque il pranzo di Natale, i regali, ecco, dicembre è un mese dove, per quanto arrivino le tredicesime, per chi ovviamente ce le ha, è un mese di grande spese, è un mese anche di aumento dei prezzi, e quindi insomma c'è questo. Però più in generale è un momento in cui la gente guarda al futuro con preoccupazione. È qualche anno che anche le nuove generazioni vivono nella consapevolezza che il loro futuro rischia di essere peggiore di quello dei loro genitori. Questo riguarda moltissimo quel ceto medio, quella fascia di popolazione che rappresenta poi la spina dorsale del paese, che negli ultimi anni si è molto impoverita. Allora, 30 anni fa, con 2 stipendi normali, con 2 lavori normali, una famiglia riusciva a vivere, mettere su una famiglia, a aprire un mutuo, a pagarlo in 30 anni, però riusciva a pagarlo, a comprarsi la macchina, certo con sacrificio, però ci riusciva. Oggi le stesse persone, la stessa classe media, gli stessi stipendi per 2 lavori normali, nella media, non ti consentono questa serenità, specie nelle città medio-grandi, dove i costi sono maggiori rispetto alla provincia. E allora questo tema andrebbe messo a fuoco a livello nazionale, perché se lasciamo cadere il ceto medio verso e sotto la soglia di povertà, rischiamo poi di non risollevarci più. Perché è il ceto medio che oggi porta tra l'altro il grosso del peso fiscale, è il ceto medio che rappresenta anche l'ammortizzatore sociale del paese, che si fa carico dei figli, che si fa carico dei nonni, che si fa carico degli anziani, che si fa carico di sostenere con le sue spese anche dove non riesce ad arrivare il sistema sanitario. Quante volte le persone devono ricorrere al portafoglio per avere nei tempi rapidi una visita perché gli serve. Ecco, tutto questo oggi rischia di essere stravolto da un impoverimento drammatico che secondo me rappresenta oggi la prima emergenza del paese. Quindi dobbiamo assolutamente sgravare il ceto medio dalla pressione fiscale, intervenire in tal senso e soprattutto rafforzare, specie nelle regioni del nord, perché oggi è uscito, insomma negli ultimi giorni escono continuamente articoli dicendo che le regioni del nord sostanzialmente pagano per tutti. La pressione fiscale oggi ricade quasi unicamente sulle regioni del nord e quindi c'è un tema anche dimenticato e mai affrontato di una questione di equità nei rapporti nord-sud, non per fare cose strane, invocare la rivoluzione, ma semplicemente per prendere atto che non è possibile che sulle spalle di lombardi, veneti, friulani, emiliani gravi il peso dello Stato. Quindi come uscire da questa situazione, come consentire nuovi investimenti e come rendere più facile per il ceto medio oggi vivere in un mondo che è diventato molto più complicato per lui. Assessore, un'ultima domanda. Abbiamo visto insomma dall'ANSA l'acqua alta a Venezia ha raggiunto questa mattina, secondo i dati del centro mare del comune, una massima di 97 centimetri, coprendo il 4% della città storica. Per domani è prevista invece una massima di 115 alle 10:15 che potrebbe far scattare nuovamente il sollevamento del Mose. Sì, poi sono procedure che richiedono l'intervento di varie autorità nella scelta di quando alzare il Mose, che è ancora in una fase di collaudo. È evidente che da un lato c'è il sollievo che quest'opera funzioni e quindi siamo contenti e felici di aver spinto perché si concludesse la sua realizzazione. Non va dimenticato il dibattito degli ultimi 30 anni in cui c'era chi il Mose non lo voleva e quindi oggi può essere che siano gli stessi che poi chiedono di alzare il Mose, ma fino a qualche anno fa erano nei comitati che combattevano contro il Mose. E c'è un lavoro più generale però da dire, da fare, legato alla manutenzione e salvaguardia della città, perché se è vero che il Mose si alza sopra una certa soglia di acqua alta, è altrettanto vero che dobbiamo intervenire sulle parti di città che vanno comunque sotto perché molto basse. Penso a San Marco, dove sono in corso lavori importanti, penso alla zona di Rialto, penso al Rio di Canareggio, penso ad altre situazioni in cui stiamo intervenendo con i soldi che abbiamo e lasciatemi fare insomma un appello allo Stato, perché da anni non viene rifinanziata la legge speciale per Venezia, che è lo strumento con il quale Venezia fa fronte ai costi straordinari di manutenzione. Cioè far manutenzione a Venezia in mezzo all'acqua salata,
in mezzo al fango, in mezzo al moto ondoso, in mezzo all'azione dell'acqua e degli agenti atmosferici non è asfaltare una strada in qualsiasi altra città italiana. Quindi ecco, l'appello è che lo Stato trasversalmente ricordi questo suo impegno preso con la legge speciale e la rifinanzi, perché dal 2024 sono finiti i soldi di legge speciale e questo rappresenta un allarme significativo che va lanciato anche grazie alle vostre televisioni. Assessore, un'ultima domanda prima di lasciarla velocemente, tornando per un momento a quello che è accaduto a Venezia, il fatto di sangue, perché mi scrivono, le opposizioni dicono che tra risse e accoltellamenti, insomma, borseggiatori a Venezia e spaccio tra Venezia e Mestre, dicono potrebbe insomma essere un fallimento del piano di sicurezza della Giunta Brugnaro. Le opposizioni, specie quelle veneziane, che sono un unicum a livello mondiale, penso, si ricordano della sicurezza solo quando non amministrano loro o non sono loro al governo. Sanno tutti che la competenza principale dell'ordine pubblico, dello Stato e della repressione criminale compete al governo. Noi scontiamo il fatto che per decenni Venezia è stata al centro di alcune dinamiche di permissivismo, dall'altro lato il nostro paese non ha affrontato per tempo alcuni fenomeni come quelli legati anche alla presenza illegale di moltissime persone nel territorio nazionale che vivono di espedienti, anche perché il sistema di accoglienza degli immigrati oggi non funziona e va rifocalizzato intorno al tema del lavoro. Non ha senso che noi quelli che sbarcano li teniamo 8, 9, 10 mesi in un appartamento a non far nulla, a non imparare la lingua, a non imparare un lavoro e dopo 8 mesi li allontaniamo dall'appartamento sperando che ritornino in patria volontariamente. Piuttosto insegniamo la lingua, insegniamogli un lavoro e mettiamoli a lavorare, che c'è anche bisogno nel sistema produttivo del paese. E dall'altra parte però ecco, non si ricordino le opposizioni che gli stessi discorsi che fa il sindaco Sala a Milano, che fanno nelle città che il PD governa, dovrebbero ascoltarli, cioè quando non possono accorgersi a Venezia che c'è una situazione di un accoltellamento che poi è molto raro, grazie al cielo, mentre a Milano, dove governano loro, quando c'è un problema è colpa di qualcun altro. Allora o decidiamo quali sono le competenze dei comuni e facciamo un dibattito serio, oppure se continuiamo a fare la battaglia politica, cosa che le opposizioni a Venezia fanno regolarmente, rischiamo di non restare con niente, anche perché il grosso dei problemi legati alla sicurezza in questa città sono tutti quanti targati loro. Assessore, la ringrazio davvero, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro, grazie Assessore. Io ho visto prima che si stava collegando con noi, la vedo qua sullo schermo, la nostra Francesca Bozza con Stefano Marcon, si parla di sicurezza stradale. Buongiorno Francesca. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori. Si è conclusa da poco qui in Sala Consigliare, nella sede della provincia di Treviso, questa conferenza stampa di presentazione di un bando di concorso aperto a tutte le scuole superiori della Marca per parlare di sicurezza stradale attraverso l'arte, e ne parleranno i ragazzi. Da dire subito che è un bando di concorso in memoria di Marco Cescato e Adriano Vanzella, 2 agenti della Polizia Stradale morti 25 anni fa in servizio proprio per un tragico incidente stradale. Presidente Marcon, grazie per essere con noi. Un modo nuovo, ha detto il questore di Treviso, per ricordare la memoria di questi 2 agenti e non dimenticare mai il lavoro che fanno gli agenti della polizia. Infatti è un'occasione che lascerà il segno, nel senso che non sarà l'occasione della celebrazione annuale fine a se stessa, coinvolgendo il mondo delle scuole con questa iniziativa che vede la street art come filo comune, lasceremo un segno visibile e tangibile per tutto l'anno. Lo lanceranno i ragazzi delle scuole e prevalentemente è rivolto a loro come prossimi patentati o neopatentandi, in quanto il tema della sicurezza stradale coinvolge
prevalentemente i giovani nelle incidentalità, e quindi all'interno del coordinamento del tavolo della sicurezza istituito dalla provincia ben venga questa iniziativa. Ci saranno ragazzi che si cimenteranno in street art su 4 filoni, uno rispetto alla velocità, uno alla distrazione, uno alla tematica della sicurezza e della tecnologia, un altro sull'alterazione. Rimarranno, ripeto, delle opere d'arte che nelle nostre aspettative andranno a sensibilizzare tutti coloro che vedranno queste opere d'arte quando saranno fatte. Si tratterà di murales, graffiti realizzati su dei tabelloni che verranno poi posizionati in modo che possano essere visti da chi transita. Posizionati dove, Presidente? Prevalentemente in zona autostradale, individuata la zona, il casello di Treviso Nord come location più affine a questo bando, e quindi saranno messi in quella location. È un modo per parlare a tutti, soprattutto ai più giovani, ma anche per sensibilizzare tramite, sempre lo diciamo, l'arte, anche chi ha la patente da qualche anno in più. Certo, è rivolta ai giovani, ma non sono solo i giovani che perdono la vita da incidenti stradali, sono prevalentemente i giovani, ma anche coloro che appunto magari hanno la patente da diversi anni. E questo perché il filone della velocità, piuttosto che la distrazione, piuttosto della non conoscenza delle nuove tecnologie, coinvolge anche qui coloro che hanno la patente da tempo. Quindi a 360 gradi è un obiettivo che ci siamo dati, quello di cercare di fare in modo tale di sensibilizzare tutti i conducenti di mezzi a motore e non solo che percorrono le nostre strade. Quindi ci vuole attenzione, ci vogliono messaggi che rimandano alla responsabilità di chi guida il mezzo. Questo è un indirizzo, è un'iniziativa nuova che sarà sicuramente efficace nei confronti dei ragazzi. 4 i progetti che verranno poi selezionati da una giuria creata appositamente e presenti oggi anche i familiari proprio dei 2 agenti, Cescato e Vanzella, e c'è stato un momento di commozione quando la figlia di Adriano ha ricevuto dalle mani del questore il distintivo del padre. Grazie davvero al Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon. Daniela, la linea può tornare a te. Grazie davvero, grazie al tuo ospite, grazie Francesca. Prima di andare in pubblicità, parlando proprio di sicurezza stradale, ci sono stati dei controlli nel fine settimana da parte dei carabinieri di Treviso e 3 automobilisti sono stati sorpresi alla guida sotto l'influenza dell'alcol, rispettivamente a San Biagio di Callalta, in via Postumia un 43enne con un tasso alcolemico riscontrato pari o quasi a 1,90, sul Terraglio un 25enne con un tasso pari a 1,70 e a Carbonera un 42enne con un tasso di circa 1 grammo per litro. Per tutti è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria e il ritiro della patente di guida. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto, Mirko Castellere, psicoterapeuta. Intanto buongiorno e grazie per essere qua. Buongiorno a tutti. Parliamo di una sindrome riconosciuta ancora nel 1999, l'ikikomori, cui l'ULSS sta cercando di rispondere, visto l'aumento esponenziale dopo il Covid, con il progetto Felicità, che nella Marca segue quasi 50 ragazzi, e poi magari ne parliamo proprio con un esperto. Il Covid sicuramente è stato proprio una cosa spaventosa, perché è stata una miccia che ha innescato effettivamente un processo importante. Le segnalazioni che noi abbiamo sono 45-50 ragazzi, ecco, nella provincia di Treviso, ma sicuramente sono molto di più. Si chiama Felicità, il progetto avviato proprio dopo il Covid in provincia di Treviso per seguire i ragazzi che per ragioni diverse hanno deciso di richiudere la loro vita in una stanza. 4 mura che li separano dagli altri e dalla loro famiglia, dalle relazioni, dal confronto, dal giudizio. Per intercettare questi ragazzi l'ULSS arriva a casa loro. Cosa succede? Segnalazione della scuola di solito, perché c'è l'abbandono da parte dei ragazzi. I genitori hanno un po' di pudore, allora si fanno i nostri educatori, il primo contatto ce l'hanno con la famiglia. Quindi si crea un lavoro con la famiglia, con lo psicologo, e poi si va a casa con l'aiuto della famiglia a parlare con il ragazzo. 6 mesi di percorso, al termine del quale si cerca di farli partecipare a gruppi di automutuo aiuto in ambienti che spesso sono messi a disposizione dei comuni oppure sono parchi.
L'invito alle famiglie ora è quello di non sottovalutare, non chiudersi anch'esse nel dolore. È un percorso lungo, chiarisce il direttore generale Francesco Benazzi, ma il recupero esiste e questi ragazzi possono davvero ritornare alla vita. Quello che noi diciamo anche alle famiglie è: guardate, segnalate questi casi qua, perché purtroppo questa sindrome, che oggi è solo di isolamento, può portare alla depressione, quindi bisogna prenderli in carico con lo psicologo e poi aiutarli ad uscire da questo tunnel, altrimenti diventa veramente un tunnel senza uscita per loro. Dunque, Casteller, una sindrome che si è, diciamo, amplificata dopo il Covid. Certamente è una sindrome che si conosce da molto tempo, noi l'abbiamo analizzata per anni. Quello che emerge è una sorta di accelerazione dopo il Covid, sperimentando l'isolamento attraverso la rete, la DAD, la formazione a distanza. Questi ragazzi rimangono nelle proprie camere da letto. La reazione da parte dei genitori all'inizio è sempre molto positiva, perché sono in casa, sono vicini, sono controllabili, non escono più con gli amici, non escono con la macchina, non c'è pericolo, e quindi cosa vuoi che possa succedere? Quello che succede è che vanno in una sorta di autoevitamento, c'è una forte distanza rispetto alla realtà, vivono nella rete e da lì non vogliono uscire. E la camera diventa un nodo della rete all'interno della quale, attraverso i social, loro si connettono con il mondo. Questa sindrome porta all'isolamento. Ebbene, un progetto come quello che ho visto, che ha la possibilità di presidiare, bisogna andare nelle case, bisogna andare lì direttamente, è difficile farli uscire, però gli effetti e gli interventi in termini terapeutici ci sono e possono essere molto efficaci. Anche perché, facciamo vedere il secondo servizio, sono aumentate anche i ritiri da scuola di questi ragazzi incapaci di uscire dalle proprie stanze, si chiamano ritiri sociali. Sentiamo proprio l'assessore Donazzan. Oggi le scuole e i docenti sono chiamati veramente a inventarsi delle soluzioni pur di aiutare questi ragazzi a rimanere in una comunità, a rimanere collegati, perché le problematiche sono diventate veramente estremamente gravi. Non si può fare un protocollo, non ci sono delle regole che valgono per tutti, ogni problematica purtroppo ha le sue ragioni e deve trovare delle sue risposte. La scuola è un'ancora, diceva ieri la dirigente dell'Istituto Planck di Treviso, citando il caso del ragazzo che, grazie all'attivazione della DAD e a quel filo rosso che non si è mai spezzato tra lui e la scuola, è rientrato in classe dopo 1 anno e mezzo di ritiro e ha conseguito la maturità. In aumento in tutto il Veneto dopo la pandemia il fenomeno dei ritiri sociali, attentamente osservato dall'assessorato all'istruzione del Veneto, costretto però a rimettersi nelle mani delle scelte dei singoli dirigenti in mancanza di un protocollo condiviso per questi casi di abbandono. È una scelta in autonomia delle singole scuole, perché ogni ragazzo ha delle sue problematiche, vanno affrontate di volta in volta. Il fenomeno dell'isolamento, soprattutto dopo il Covid, è diventato un fatto preoccupante. I ragazzi fanno fatica a uscire da delle dinamiche di chiusura in se stessi. E questo sta diventando un fatto estremamente grave. L'ultimo studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche stima che in Italia dopo il Covid gli hikikomori siano arrivati ad essere almeno 54.000. Tra le cause dell'isolamento il senso di inadeguatezza rispetto ai compagni. Per oltre la metà dei casi si tratta di ragazzi che hanno già mostrato fragilità avendo fatto uso di farmaci anche senza prescrizione del medico. Da qui l'attivazione della DAD in tutti i reparti di psichiatria di tutti gli ospedali del Veneto. Fino a qualche anno fa la scuola in ospedale era riservata, ahimè, ai malati oncologici, cioè ragazzi, bambini che avevano a che fare con le leucemie. Per non far perdere loro la scuola si aiutavano e avevamo 2 ospedali di riferimento dove appunto c'è pediatria oncologica. Oggi purtroppo noi dobbiamo seguire i ragazzi dentro psichiatria in tutti gli ospedali. Siamo arrivati a questo livello. Era già stata preventivata questa situazione 2 anni fa, quando facevamo le prime interviste. Avevo sottolineato più volte il fatto che rinchiudendo i giovani per la pandemia e perché comunque il rischio era molto alto con gli anziani, loro avrebbero sviluppato forme aggressive oppure in alternativa forme di isolamento. Oggi noi dobbiamo mettere in piedi tutti i meccanismi a livello di presidio psichiatrico per cercare di riportarli alla normalità. Nel momento in cui hanno sperimentato l'isolamento sociale e scolastico, per riportarli alla realtà ci vuole un percorso molto lungo.
Perché? Perché i meccanismi di difesa sono importanti, non escono più di casa, non si relazionano, snobbano il contatto reale, non vogliono avere il contatto fisico con le persone. Immaginiamo solo nelle relazioni umane e affettive in futuro come si svilupperà questo. Ha proprio notato questo aumento di questi ragazzi e di questa sindrome? Sì, io ho visto una crescita importante, esponenziale, infatti gli interventi ora che sono stati messi in piedi sono importanti, ma lo si vede anche in terapia, perché di solito in psicoterapia i ragazzi tendevano a forzare la presenza, cioè rispetto agli adulti volevano venire in presenza. Oggi invece vorrebbero avere la psicoterapia a distanza, online, quindi presso la loro abitazione ancora. Un grande errore, a mio avviso, è stato fatto da parte di noi genitori nell'illuderci che avendo i ragazzi in casa per 1 anno, 2 anni, potevamo averli più vicini e in qualche modo rischiavano meno. In realtà non è così, perché le persone crescono se sperimentano attraverso conflitti, attraverso relazioni, attraverso anche contrapposizioni con la famiglia e con la società. Rimanere isolati all'interno della propria abitazione sviluppa percorsi dinamici come questi. Spesso si trovano anche in situazioni di sdoppiamento di personalità, cioè hanno la sensazione di essere delle persone che poi in realtà non sono. In che età si sviluppa maggiormente questo tipo di sindrome? Ma prima del Covid noi eravamo abituati a vederla nella fase preadolescenziale e adolescenziale, quindi 14-15 anni, ma si prolungava fino ai 20 anni, 21 anni. Ora, dopo il Covid, noi vediamo anche universitari, quindi 22, 23, 24 anni che rimangono chiusi nel proprio spazio ben delimitato, uno spazio sicuro dove nessuno può arrivare, nessuno li può minacciare nella realtà. Poi nella rete la situazione è ben diversa. Quindi oggi il tempo si è allungato almeno di 5-6 anni rispetto alla fase pre-Covid. Ecco, cosa si può fare? Qual è il consiglio che lei darebbe alle famiglie? Beh, io ho visto prima il servizio dell'ULSS che ha già messo in piedi un sistema di monitoraggio a livello territoriale e di segnalazione. La famiglia, se vede che il ragazzo è assente dalle relazioni umane, quindi tende a isolarsi sempre più, dedica 10-15 minuti a cena forse o a pranzo con i genitori o i fratelli e poi si isola, è necessario faccia immediatamente una sorta di segnalazione alle strutture preposte. Non cullatevi sulla tranquillità che il vostro ragazzo è in camera da letto, perché quella camera da letto lì in realtà è fisicamente piccola e voi la conoscete, ma è connessa con il mondo e quindi è un hub di una rete che è infinita a livello mondiale e loro in quella camera simulano ruoli di personalità, perché poi si connettono, ci sono questi giochi, questi videogiochi che loro si gestiscono tra di loro e nei social esercitano ruoli. Io ho seguito dei pazienti in cui ad esempio esercitano il ruolo del malavitoso, esercitano il ruolo del carabiniere, esercitano il ruolo e ogni volta cambiano la loro personalità a seconda della dinamica all'interno della quale nei social loro fanno parte. È impensabile che questo ruolo, questo gioco di ruolo, che noi definiamo gioco di ruolo, in realtà non condizioni poi la loro personalità. Ecco, però insomma, per spiegare, per far capire anche alle famiglie, insomma, questa è una sindrome quindi di persone che si chiudono in casa, in camera, per un motivo, per un periodo insomma abbastanza lungo, non perché sennò arrivano le chiamate di persone che dicono mio figlio è rimasto un giorno o 2 a casa. Ecco, cerchiamo di spiegare, esatto, per far capire poi alle famiglie. La sindrome è caratterizzata da percorsi molto lunghi di isolamento e non è frutto di uno stimolo esterno, non so, un conflitto con un genitore, una relazione affettiva non andata bene, non è frutto di quelle dinamiche esterne, ma è frutto proprio di una volontà non avere nessun contatto sociale, non avere contatti con le persone fisiche, a isolarsi e a connettersi con il mondo attraverso la rete. Dobbiamo preoccuparci se l'isolamento del proprio figlio inizia e si ripercuote per almeno 2, 3, 4, 5, 6 mesi in modo continuativo e non si esce proprio fisicamente dalla camera. Addirittura in situazioni estreme si chiede che i propri genitori diano la possibilità di alimentarsi portando il mangiare in camera, insomma delle dinamiche forti di isolamento. E ci sono anche questi casi? Sono in crescita esponenziale questi casi e sono
conseguenziali per il 90% dal Covid, perché li abbiamo isolati, come l'aggressività dei giovani, perché se voi prendete un qualsiasi soggetto, umano o non umano, e lo mettete in uno spazio chiuso, lui sviluppa informalmente principalmente il cervello, quello primordiale, rettileo, e sviluppa aggressività, pulsione sessuale e alimentazione. Questo dunque è questa sindrome, insomma, che sta crescendo, però io vorrei tornare a parlare anche con lei di insomma, lo sappiamo, del femminicidio di Giulia, ma non solo, di questa violenza, perché abbiamo visto un'altra donna che è stata picchiata dal marito, fortunatamente è stata salvata da un gruppo di giovani, proprio a Vigonovo fra l'altro, che hanno dato immediatamente l'allarme e le forze dell'ordine sono arrivate in tempo e hanno convinto l'uomo ad aprire perché era tornato a casa e insomma dopo aver picchiato la moglie. Questa violenza, insomma, che non è nuova purtroppo, lo dobbiamo dire, che continua ai danni delle donne, nonostante insomma, le iniziative, questo numero che c'è sempre stato, eppure ancora ci sono tante chiamate, ma forse ancora non sufficienti. Io penso che, visto che ormai il fenomeno è di una portata inimmaginabile, che nessuno avrebbe immaginato che a livello nazionale, ma non solo nazionale, anche a livello europeo il fenomeno fosse arrivato a questa portata, io penso che gli psicologi e gli psichiatri, ma non solo, dovrebbero iniziare a fare una riflessione, cioè inserire il femminicidio non tanto come reato penale, che esiste, è già previsto, ma individuarne le caratteristiche come sindrome. Quindi nel manuale che noi utilizziamo per fare le diagnosi, che è il DSM oggi aggiornato 5, il femminicidio, la sindrome, quindi le caratteristiche che portano a quegli atti dovrebbero essere individuate come malattia psichiatrica, formalmente, perché ormai questo è un fenomeno di portata mondiale e in modo particolare in Italia sembra avere degli effetti sostenuti. Ecco, tutti ovviamente chiedono giustizia per quello che è accaduto, insomma un omicidio, un femminicidio, chiamiamolo con il termine giusto, un femminicidio efferato che davvero fa inorridire, insomma, e già cominciano un po' le polemiche su una possibile, probabile, insomma, richiesta di una perizia psichiatrica di una persona, insomma, che ha, insomma, ucciso quella che lui, dalle prime parole che lui ha detto anche alla polizia tedesca, ha ucciso la sua ragazza e potrebbe, insomma, anche poter beneficiare, se non ci sono delle accuse come la premeditazione, di sconti di pena. Sì, il tema è molto delicato perché so esserci ancora tutte le indagini in atto, poi ci sono i colleghi che si stanno confrontando. Io penso che, conoscendo dinamiche simili avvenute in altri periodi storici, una valutazione psichica del soggetto sarà fatta. Quindi a mio avviso una perizia è quasi obbligatoria in qualche modo, però io penso che sarà la strada che verrà percorsa. Sono tutti raptus quelli che portano ad uccidere una... L'elemento su cui probabilmente sarà costruita sarà l'atto compulsivo ossessivo, perché il numero delle coltellate è un numero importante. Sembra, insomma, dalle indagini che ci sia stato però una pianificazione in qualche maniera. Perché sennò sembra che ogni volta l'omicidio sia dettato, di questo tipo di omicidio siano sempre dettati da raptus. Beh, guardi, in base alla mia esperienza clinica, il limite in una perizia che possa individuare in qualche modo l'atto ossessivo-compulsivo, quindi giustificare una sorta di ridimensionamento della pena, confligge con due aspetti. Il primo, che non può essere utilizzato perché è stata un'affermazione rilasciata in assenza dell'avvocato, è: ho ucciso la mia ragazza. Ho sentito dalle frasi, significa che nella sua mente il legame era ancora presente. L'altro aspetto è, a mio avviso, il fatto che sembrano emergere tutti elementi probatori di premeditazione significativa, almeno dal racconto che ho potuto
ho potuto individuare. E in questo caso, se l'atto fosse compulsivo ossessivo, nel 97% dei casi colui che lo compie arriva a un atto suicidario. Ci sono elementi che non sono facilmente gestibili in perizia però insomma, io penso che la perizia sia un atto dovuto e sarà effettuata. Ci sono donne che si rivolgono a specialisti proprio per chiedere aiuto, oltre che a tutti i centri di accoglienza, oltre che insomma ai numeri che abbiamo più volte dato. Ci sono donne, ma ci sono anche uomini che si rivolgono ai centri di intraprendono aggressione. questo percorso. Sempre di più. Ci sono tra l'altro dei centri in provincia di Treviso molto specializzati sul tema, sono in crescita. Quello che sta emergendo è che siamo in una società del conflitto e quindi l'aggressività è aumentata nei giovani, è aumentata negli uomini, ma è aumentata con forme diverse anche nelle figure femminili. Dovremmo ridimensionare una sorta di patto sociale tra le persone con un po' più di civiltà. Quindi il tema è il rispetto dell'altro, che sia uomo o donna, che sia bambino o adulto, è il rispetto, la necessità di rispettare l'altro, di ritornare a rispettare l'altro. Si potrà arrivare a questo prima di chiudere? Io penso proprio di sì, perché in tutti i fenomeni di devianza umana nella storia si arriva a un punto oltre al quale poi c'è un ritorno alla normalità e mi sembra che in termini di aggressioni sia tra uomini, sia tra ragazzi, sia tra uomini e donne siamo arrivati a un livello oltre il quale, ad esempio, discutere di parità di genere oggi è discutere di paura. Se si continua a parlare di parità di genere solo in presenza di un evento stimolante, paura e panico. Ecco, non mi sembra sia una cosa così normale parlare di parità di genere e di rispetto dei diritti solo in presenza degli eventi della paura e del panico, perché significa che noi riteniamo che certe politiche siano centrali nel momento in cui ci dobbiamo difendere. Ecco, probabilmente dovrebbero entrare nella normalità. Io ringrazio davvero, ci sarebbe ancora molto da dire con Mirko Casteller, perché è un argomento con 1000 sfaccettature di cui poi insomma continueremo a parlare, ne parleremo anche nelle prossime edizioni, perché comunque è una discussione che non finisce qua e non dovrebbe, come si è detto, insomma, iniziare nemmeno dopo un fatto di sangue, ma se ne dovrebbe parlare ancora di più e sempre. Quindi ringrazio davvero Mirko Casteller per essere stato con noi. Io ringrazio Francesca Pezzo e Alessandro Granziera che ci hanno seguito passo dopo passo. Vi ricordo che questa sera c'è la nostra trasmissione Ring. L'avete vista in sovraimpressione il nostro sondaggio che riguarda una riforma per quanto riguarda la magistratura con pagelle voti per i giudici, giusto? Lo vedete in sovraimpressione, se volete rispondere sì oppure no, in verde sì, in no il rosso, poi l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata. A me non rimane che dirvi che subito dopo le previsioni meteo e la pubblicità ci sarà il film Afterwards, quindi a me non rimane che salutarvi e darvi appuntamento a domani. Grazie, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. A inizio settimana si profila l'arrivo di una perturbazione atlantica su quasi tutta Italia che causerà tempo instabile. Vediamo la previsione sul nostro territorio. Sul Veneto la giornata di lunedì 27 novembre sarà in prevalenza nuvolosa, qualche schiarita inizialmente, poi cielo coperto. Nel pomeriggio saranno possibili le prime deboli precipitazioni sporadiche, in serata tendenza a divenire più diffuse. Temperature stazionarie o in lieve locale calo, minime tra -3 e 2 gradi, massime tra 7 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo più sole inizialmente, a seguire invece più nubi con possibili piogge sparse in genere deboli. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sugli 8-12 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso piuttosto nuvoloso. Possibili poi debolissime precipitazioni, nevose oltre i 500 metri di quota. Temperature minime intorno a -1-0 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.